Un auto articolato è finito sotto un viadotto lungo la statale 107, cadendo nel vuoto per una settantina di metri. A bordo, secondo le prime informazioni, c'era un solo autista che è deceduto. L'incidente è avvenuto a San Piri nel Cosentino. Domenica 12 giugno entra in vigore il nuovo orario di Trenitalia. Sono confermati tutti i treni a lunga percorrenza, nonché l'attuale offerta del trasporto regionale. Il nuovo orario di Trenitalia è interamente consultabile sul sito delle Ferrovie dello Stato. La politica ai tempi del social network. Il presidente della provincia di Crotone ha annunciato il rimpasto in giunta attraverso un post di Facebook. Rispondendo a una persona, Zurlo ha scritto che ad agosto ci sarà il rimpasto dell'esecutivo. Per la prima volta c'è una scadenza quasi certa per la rimodulazione causata dagli effetti dell'operazione Idra. Mario Nunziante, il cantante crotonese salito alla ribalta delle cronache per la sua partecipazione all'8ª edizione della trasmissione Amici di Maria De Filippi, diventerà padre. Ad annunciarlo al settimanale Vero la sua compagna Sara, con la quale aveva fatto il suo ingresso ad Amici. Già scelti i nomi, Carmen o Manuel. È già disponibile su iTunes il nuovo singolo, Credo che sia importante. L'isola pedonale di Corso Mazzini a Cosenza per una notte si è trasformata in area fitness. La notte bianca dello sport, organizzata dal CONI, si è tenuta regolarmente giovedì sera, nonostante le minacciose nuvole che si sono affacciate sulla città dei Bruzzi. Alto il numero dei partecipanti alla 7ª edizione della preziosa vetrina per palestre, centri e società sportive operanti sul territorio.